Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici delle stelle, ben ritrovati anche in questo 11 febbraio, in questo venerdì, in compagnia dell'oroscopo di Radio.0. Siamo quindi pronti a partire con le novità del giorno. Ariete, un pieno di simpatia e buon umore per merito della luna nella giornata di oggi, programmi di viaggio a brevissima scadenza e confidenze affettuose con chi vi ha rubato il cuore. Fortuna negli affari, negli studi e negli investimenti per voi. Una serata improvvisata vi sorprenderà con i vecchi amici, tra chiacchiere e risate il tempo vola. Toro, il denaro e gli affari vi danno fin troppe preoccupazioni, specialmente se come oggi vi tocca mettere mano al portafogli per uscite non preventivate. Avete una gran voglia d'amore, non mancheranno le occasioni per soddisfare i vostri desideri. Gemelli, nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d'animo e con la vostra immancabile ironia sdrammatizzate ogni problema. Un colpo di fulmine vi aspetta in questi prossimi giorni. Facendo leva poi sulla tempestività rimuoverete con agio gli intralci e risolverete qualche problema. Cancro, chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente. C'è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente proprio ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia. Piccole incomprensioni sono in agguato, attenzione, esprimete le vostre esigenze. Leone, grazie al cielo gli amici e l'amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore di giorno in giorno, una panacea per tutti i mali in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa fuori dall'ordinario, non pensate oggi alla carriera, rilassatevi in compagnia. Vergine, dai gemelli la luna lancia segnali di fumo a Nettuno, ma siete troppo astuti per cadere nel tranello delle lusinghe e dei messaggi inconsistenti. Progetti ambiziosi vi richiedono impegno, ma ripagano di certo, rendetevi disponibili in particolare per un lavoro di gruppo. Bilancia, un venerdì ottimo per la vita sociale, ma anche per analizzare con occhio critico e in modo lucido alcune dinamiche familiari dalle sfumature ambigue. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma dall'altra parte la tolleranza e l'apertura mentale funzionano egregiamente. Scorpione, dietro l'apparenza razionale controllata, il fuoco del vulcano non smette di bruciare, preparando il terreno a prossime radicali rivoluzioni. Sul piano del dinamismo non siete mai carenti, però in qualche occasione è meglio fermarsi a mettere ordine. Sagittario, qualche turbolenza emotiva da allontanare con decisione, dando maggiore spazio all'animo libero che riesce a conciliare realtà e desiderio. Favorite gli incontri e la vita sociale per voi, amici del Sagittario. Concedete al cuore di seguire la sua via, senza diffidenza. Capricorno, un rapporto di affettuosa amicizia è l'alternativa a un amore che oggi sembra giocare a nascondino con voi. Uscirà allo scoperto, voi dategli tempo. Importante non dare seguito a critiche e malumori in famiglia, l'interferenza nella privacy non è proprio gradita. Acquario, giornata senza nemmeno un pensiero in compagnia del sole e della luna, perfetti testimoni di promesse e coccole che hanno il profumo della felicità. Un appuntamento romantico merita una preparazione accurata naturalmente, mettetevi in tiro e sfoderate il vostro charme. E chiudiamo infine con i pesci. Se l'incontro causale con un ex vi mette in subbuglio, forse significa che la fiamma arde ancora. Un fuoco fatuo forse tenuto in vita dalla nostalgia? I vostri cari a fin di bene sono un po' lamentosi, vorrebbero vedervi sempre felici, contenti e ordinati. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. In quanto a novità vi auguriamo una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0